Ma prima di entrare nel merito delle questioni che oggi verranno affrontate, ricordiamo brevemente la procedura della question time qui alla Camera dei Deputati. Il singolo gruppo parlamentare ha 1 minuto a disposizione per illustrare il quesito da porre al Ministro. Segue la risposta del Ministro che al massimo può durare 3 minuti, poi si avrà la replica da parte del parlamentare o da un collega del medesimo gruppo per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta che è stata data. In questo momento qui a Montecitorio sono al lavoro le commissioni parlamentari che stanno lavorando sui provvedimenti che sono all'ordine del giorno e questo è il motivo per cui in aula saranno presenti soltanto i deputati e i ministri coinvolti nelle interrogazioni a risposta immediata. Allora, dobbiamo passare, però dobbiamo tenere tutti anche nel linguaggio un comportamento consono alle istituzioni in cui siamo. Allora, dobbiamo passare all'interrogazione degli onorevoli Dozzo ed altri che concerne dati relativi al gettito incassato per effetto dell'applicazione dell'IMU con la prima rata del giugno 2012. L'onorevole Forcolin, le ricordo che ha 1 minuto per illustrare la sua interrogazione. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, l'interrogazione verte proprio sull'IMU e sui dati che sono stati diramati dal Governo in questi giorni circa il gettito incassato dalla prima rata del 18 giugno scorso. Premesso quindi che dalle stime e dalle prime proiezioni governative la somma introitata si attesta attorno ai 9 miliardi e mezzo e che lo stesso Governo si riserva la facoltà di rivedere entro dicembre, il 10 dicembre in particolare, ovvero solo una settimana prima del termine previsto per il pagamento del saldo dell'imposta municipale propria, le aliquote di base stesse, mettendo in seria difficoltà gli enti locali e gli stessi contribuenti che dovranno rifare eventualmente tutti i conteggi a pochi giorni dalla scadenza. Quindi chiedo al Governo quale sia il gettito incassato dalla prima rata dell'IMU di giugno ripartito regione per regione e in quali regioni siano stati registrati i maggiori scostamenti rispetto ai gettiti stimati dal Governo stesso e infine se gli eventuali differenziali si riferiscano maggiormente al gettito atteso dall'imposizione sulla prima casa rispetto alla seconda casa. Grazie. Grazie. Sempre il Ministro Giarda, che ricordo a tutti è il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha facoltà di rispondere. Ministro, 3 minuti, mi raccomando. Grazie Presidente di aver ricordato la mia funzione di attento lettore. La stima relativa al gettito dell'IMU, quantificata in sede di predisposizione del decreto legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011, è di circa 21,4 miliardi di euro per l'anno 2012, di cui 3,4 miliardi riferibili alle abitazioni principali e relative pertinenze. Le modifiche normative introdotte in materia di IMU dal decreto legge 16/2012 hanno comportato una riduzione della stima originaria di circa 438 milioni. Tra le modifiche introdotte dal suddetto decreto, gli effetti prevalenti sul gettito derivano dalla rinuncia della quota erariale dell'IMU sugli immobili di proprietà dei comuni, la maggior parte dei quali, come verificato in sede di monitoraggio dei versamenti, non hanno effettuato alcun versamento a proprio favore, generando un'ulteriore riduzione della stima del gettito IMU di circa 300 milioni. Inoltre il decreto ministeriale del 1° giugno ha disposto la sospensione dei versamenti IMU per i fabbricati situati nelle zone interessate dagli eventi sismici in Emilia, comportando un mancato versamento stimato in circa 560 milioni di euro. Pertanto la stima del gettito IMU 2012 si attesta a circa 20,1 miliardi. Il gettito atteso per la rata di giugno era previsto in 9,7 miliardi, per effetto sia della possibilità concessa ai contribuenti di realizzare l'acconto dell'IMU sull'abitazione principale in 2 rate, giugno e settembre, anziché in una sola, giugno, sia dell'acquisizione a dicembre di talune quote di IMU, cosiddetti immobili fantasma e versamenti relativi a fabbricati rurali accatastati entro novembre. Attualmente i versamenti ammontano a oltre 9,5 miliardi di euro relativi alla prima scadenza del 18 giugno. Hanno versato circa 23,8 milioni di contribuenti su una platea potenziale di 25,5 milioni. Sulla base di quanto versato fino ad ora,
Si può proiettare a fine anno un gettito teorico pari a 19,2 miliardi di euro. A questo importo occorre aggiungere la stima del gettito IMU che entrerà nei prossimi mesi. Primo, versamenti relativi a fabbricati rurali da accatastare entro novembre, 70 milioni. 2, versamenti per immobili non dichiarati in catasto, 356 milioni. 3, versamenti relativi ai contribuenti che non hanno ancora pagato la prima rata, 500 milioni. Pertanto il gettito complessivo atteso è di 20,1 miliardi di euro in linea con le stime. Da ultimo, il Dipartimento delle Finanze entro il 13 luglio 2012 avrà disponibile la distribuzione su base comunale e provinciale del gettito effettivo dell'IMU sulla base dell'elaborazione delle deleghe del versamento F24 presentate dai contribuenti. Sempre l'onorevole Forcolin ha facoltà di replicare. Ma sono parzialmente soddisfatto sui dati, nel senso che almeno il Governo ha elaborato e ha dato una serie di importi significativi importanti. E lo sono meno nel concetto generale della riforma IMU, che ricordiamo è stata strampalata, è stata stravolta da quelle che erano le disposizioni in materia di federalismo volute dalla Lega, che aveva predisposto e previsto un IMU dal 2014, senza l'attribuzione dell'IMU stessa sulla prima casa e senza tutta una serie di imposte che andavano sostituite proprio con questa nuova imposta municipale. Questo non è avvenuto, avete copiato una norma e anche male, avete anticipato i tempi al 2012, non avete sostituito nessuna imposta in quanto è solo sulla casa, avete aumentato le rendite del 60%, avete inserito l'abitazione principale e relative pertinenze e soprattutto avete dirottato il 50% dei proventi delle seconde abitazioni allo Stato, cosa che è assolutamente contraria a tutti i principi federalisti. Per cui su questa base non possiamo sicuramente essere d'accordo con il Governo. Abbiamo recepito appunto i suoi dati, non ci ha dato la differenza regionale dell'introito dell'IMU, noi crediamo che a pagare siano stati sempre gli stessi, sempre le regioni del nord e per questo vorremmo avere dai primi dati appunto signor Ministro queste risposte, perché crediamo che le rendite catastali e gli aumenti siano stati prodotti solo al nord e pagare siano stati solo i contribuenti del nord. Ricordiamo che la Corte dei Conti ci ha segnalato che oltre 2 milioni di immobili risultano essere fantasma in questo Paese e sappiamo bene dove si trovano, non sicuramente al nord. Per cui le chiediamo di fare, per una questione di equità, di giustizia, veramente di solidarietà, di lavorare su questo sistema, perché la Corte dei Conti stessa ci diceva che da questi possiamo recuperare 3 miliardi di euro. Potremmo abbassare notevolmente l'imposizione IMU per i nostri cittadini e soprattutto per la prima abitazione. Grazie. Grazie.